Ho sempre tra le mani il quadro di Gegge e di mio fratello Riccardo e sono sempre qua, vicino alla porta della casa dei miei nonni, che appunto mi godo questi raggi meravigliosi di sole che tra poco ci saluterà. Ne voglio approfittare per raccontarvi anche un altro aneddoto della cultura di Estrizzili. Nel 1993 io sono diventata prioressa per la prima volta, prioressa di Santa Rita, e ancora la chiesa era gremita di gente. E, c'erano tantissimi anziani che ci raccontavano le storie del passato, le tradizioni del nostro paese, che ormai stanno cadendo nell'oblio e noi dobbiamo però farle risorgere come l'araba fenice, anzi di più. Giovedì Santo ad Esterzili si usava dopo cena, intorno alle 9, incontrarsi in chiesa e cantare il rosario. Si cantava tutto il rosario, tutte le 5 stazioni, qualcosa di bellissimo e di meraviglioso. Ehm, Purtroppo non c'è nessun paladino delle nostre usanze, della nostra storia, delle nostre tradizioni, che in qualche maniera invogli, inviti le persone a recarsi in chiesa e a mantenere vivo questo rito, questa abitudine, questa nostra usanza, che fa parte appunto della storia di Esterzili e neanche tanto troppo passata, perché appunto fino a questi anni scorsi ancora si cantava. E io mi sono recata lì in questi ultimissimi anni e il rosario si recitava. Mi dispiace molto che tutte queste belle tradizioni che avevamo oramai stiano cadendo in disuso, non ci sia più nessuno che riesca a mantenerle vive. Però intanto ve le racconto. Io sono relativamente giovane, ancora non ho neanche mezzo secolo, però sono sempre stata curiosa e ho sempre interpellato le persone anziane vicino a me. Io ho avuto la fortuna di avere per esempio lei, zia Eugenia, che ha raggiunto il traguardo del secolo nel 93, appunto, in quell'anno lì. Anzi, nel 93 è mancata, nel 92 perché era classe 1892. Frequentava tantissimo la nostra famiglia, per cui ci ha raccontato tante storie interessanti che fortunatamente io ho registrato nella mia testa e con mamma le abbiamo sempre rispolverate, per cui fortunatamente abbiamo conservato il ricordo e ora ho deciso di realizzare questi video appunto per far sì che la memoria non si spenga. Spero di non essermi dilungata tanto. Per concludere vi volevo dire che zia Eugenia era una donna meravigliosa, una donna buonissima. Tutti, ma proprio tutti, hanno detto sempre questo di lei. E oggi che è Giovedì Santo ho il piacere di ricordarla e farvene, eh, come dire, mettervi a conoscenza. Anche chi di voi non è di qui, anzi si trova da tutt'altra parte del mondo, ma mi segue. A presto.